Continua a creare confusione e incertezze l'utilizzo e il controllo del Green Pass. Molte le attività, dalle palestre ai musei, dove diventerà indispensabile, ma la categoria più colpita e più rilevante per numero di aziende e di utenti coinvolti resta quella della ristorazione e dell'accoglienza. C'è da dire che c'è una confusione nei decreti legge che non arrivano. Noi siamo pronti per mandare ai nostri associati i cartelli con quello che dice il decreto legge, perché bisogna rispettarlo il decreto legge, e a questo punto pretendiamo di avere una garanzia di chiarezza, ma la chiarezza non passa attraverso un controllo che dobbiamo fare noi nel nostro settore di commercio, ristoranti, alberghi e bar. A subire le spese di una situazione poco chiara sono in tanti, compresi gli agriturismi, la cui associazione Agritourist ha espresso le proprie contrarietà. Green Pass per il mondo dell'agriturismo cosa vuol dire? Vuol dire l'ultima mazzata utile per chiudere, nel senso l'agriturismo si stava sollevando da un anno difficilissimo nelle prenotazioni e nelle attività e nel lavoro. Questa mazzata ovviamente ci sono disdette nelle prenotazioni, non solo per il nostro settore ma tutto il settore alberghiero, che ovviamente alla vigilia dell'entrata in vigore di questo Green Pass ancora non sappiamo come funziona e come viene applicato sostanzialmente. E noi non lo chiederemo, come avevano detto sia noi, i nostri colleghi, che anche Veneto Imprese Unite, e dunque chi vorrà presentarlo spontaneamente lo presenterà e noi lavoreremo così. Questa è un po' la nostra linea. Da questa parte senza Green Pass, da quest'altra con il Green Pass. Come vi organizzate? Ho già cercato di, passatemi il termine, istruire i miei clienti fissi per non aver problemi noi, ma anche loro da domani.